Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Apriamo ancora con i risultati delle elezioni perché è stata vittoria al primo turno per i sindaci di Pordenone e Cordenons che sono stati riconfermati con una larga maggioranza dagli elettori. Ora, preferenze alla mano, inizieranno le trattative con le liste per le composizioni delle giunte. Sentiamo. Riconfermati al primo turno e in maniera netta. I sindaci di Pordenone e Cordenons, entrambi del centrodestra, Alessandro Ciriani e Andrea Delle Vedove, governeranno i rispettivi municipi per altri 5 anni. A Pordenone Ciriani ha ottenuto il 65% delle preferenze. Con la sua lista Pordenone cambia prima al 27%, seguita da Fratelli d'Italia al 13% e UDC, Forza Italia, Pordenone Civica al 12,8%. In netto calo la Lega, ferma all'8,5% con i 2 assessori uscenti, Eligio Grizio e Stefania Boltin rimasti fuori dal Consiglio. Così come i candidati sindaco Anna Ciriani e Vito Cloud fermi al 3 e all'1,5%. La tendenza è assolutamente positiva e gratifica me, gratifica l'amministrazione, gratifica la maggioranza che questi 5 anni ha guidato la città in un momento molto difficile. Questo ovviamente chiude un capitolo di polemiche, di incomprensioni, talvolta anche di strumentalizzazione e consentirà per i prossimi 5 anni di proseguire la strada tracciata con il programma amministrativo. Fermo poco sotto il 30% il candidato di centrosinistra e 5 Stelle Gianni Zanolin. Ci siamo trovati a combattere una battaglia dove un sindaco uscente aveva oggettivamente in carniere delle cose fatte, noi stessi non lo abbiamo negato, soprattutto abbiamo puntato a fare delle proposte, questo ci interessava fare. Ora la speranza è che pur nella vittoria Alessandro Ciriani tenga conto del fatto che deve essere sindaco di tutta la città. A Cordenons, secondo mandato per Andrea Delle Vedove. È un bel premio per il grande lavoro che abbiamo fatto in questi 5 anni, abbiamo fatto grossi sacrifici, abbiamo anche affrontato critiche strumentali da parte delle opposizioni, abbiamo lottato, siamo difesi, la gente vediamo che è con noi, questo ci fa piacere. Per Paolo Peressoni, il suo principale rivale, è sfumato il sogno ballottaggio. Io avevo messo nel conto tutti gli scenari possibili, visto che per noi era un laboratorio questo largamente innovativo. A Trieste sarà ballottaggio tra 2 settimane tra Roberto Di Piazza e Francesco Russo. Il clima ieri sera era ancora di tregua dopo un mese di campagna elettorale nel corso della quale sono volati gli stracci. Roberto Di Piazza del centrodestra non ha superato il 50% più uno dei voti, ma alla fine si ferma di pochissimo sotto il 47%. I cittadini di Trieste sono molto colti, molto intelligenti, hanno capito chi ha voglia di fare il nostro programma. È un candidato del centrodestra unico, loro dovranno appena mettersi attorno a un tavolo e discutere su 6-7 programmi. Francesco Russo, centrosinistra, di voti ne deve recuperare 12.500. Che da mesi ci dicevano che Roberto Di Piazza avrebbe vinto al primo turno, e invece al primo turno abbiamo ribaltato il risultato e adesso siamo pronti per quel sorpasso che nel secondo turno è possibile, anche perché nei seggi di cui abbiamo notizia le liste che mi appoggiano, più i giovani di Adesso Trieste, più il Movimento 5 Stelle, con gli ambientalisti, sono sopra il centrodestra e quindi la prospettiva di dare un cambiamento a Trieste è assolutamente realistica. Ago della Bilancia, comunque con un ruolo fondamentale, Adesso Trieste, che ha toccato l'8,62%. Il nostro impegno innanzitutto sarà quello di costruire, come abbiamo provato a fare anche durante questa campagna elettorale, degli strumenti di partecipazione a disposizione delle persone per tornare anche a credere, no? Nella politica, nell'utilità di fare politica per cambiare, per migliorare le nostre condizioni. Male il Movimento 5 Stelle al 3,4%. Ci aspettavamo sicuramente un calo importante, chiaramente non di questo livello. Sorride invece il Movimento Novax delle 3V, che con Ugo Rossi farà il suo ingresso in Consiglio Comunale con il 4,46%. Sicuramente è un dato positivo per un partito comunque nuovo. Siamo nati da poco e ci siamo presentati a queste elezioni e comunque abbiamo avuto tutto contro. Il PD è primo partito a Trieste, Fratelli d'Italia è in testa al centrodestra. 6 e 7 punti più della Lega. Fratelli d'Italia e Partito Democratico a Trieste battono rispettivamente l'amico e l'avversario Carroccio e guardano con ottimismo al voto, dal quale di fatto escono comunque con una vittoria, in particolare i meloniani che possono sorridere. Si sapeva che il nostro sindaco di Fratelli d'Italia, Ciriani, sarebbe passato al primo turno, lo dicevano i sondaggi e l'ha confermato il voto
della gente, degli elettori. Su Trieste il trend è più o meno come gli ultimi 20-30 anni, quindi si va al ballottaggio, quindi Di Piazza ha fatto bene e Fratelli d'Italia continua quel trend positivo che ci vede in crescita da 10 anni a questa parte. Un risultato che però non avrà ricadute sull'esecutivo regionale. Non credo che questo vada a influire perché i numeri in regione comunque non è che ogni elezione comunale si può andare a rivedere tutto, però diciamo che ovviamente non è indifferente il fatto che Fratelli d'Italia sia comunque un partito di riferimento nel centrodestra, forse il primo partito. Luci e ombre invece in casa Partito Democratico. Buono il risultato del Partito Democratico, buono il risultato di lista, siamo il primo partito paradossalmente anche a Pordenone se lasciamo stare le liste personali. Ovviamente un ottimo risultato a Trieste era quello che speravamo, auspicavamo, adesso ci giochiamo tutto al ballottaggio e da lì decideremo e capiremo se questa tornata elettorale può dare un segnale forte anche in questa regione. Ci sono, è vero, alcune sconfitte sui territori che ci preoccupano e confermano un po' il trend nazionale, ovvero un PD, un centro-sinistra che cresce nelle grandi città, che ritrova forza e invece che ancora stenta e fa un po' di fatica nelle periferie, nei piccoli e medi centri. Colpo di scena a Tor Viscosa. Nel tardo pomeriggio di ieri era arrivata l'ufficialità della vittoria di Enrico Monticolo, ma in tarda serata il verdetto è cambiato e ora non si esclude il ricorso. A seguito di un riconteggio delle schede, Marco Turco, assessore uscente ai lavori pubblici, è stato eletto sindaco con 544 voti, esattamente lo stesso numero di preferenze espresse per il candidato Enrico Monticolo. La vittoria è stata assegnata a Turco poiché, come previsto dalla legge regionale in materia di elezioni comunali, a parità di voti viene eletto il candidato sindaco più giovane. Roberto Duz, già sindaco dal 1995 al 2009, ha ottenuto il 23,70 delle preferenze. A fronte del colpo di scena, Enrico Monticolo ha fatto sapere a Telefriuli che sta valutando se ci sono i presupposti per un ricorso nelle sedi opportune. Lanfranco 7, appoggiato dalle liste Progetto La Tisana, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, Lega Salvini FVG, Forza Italia La Tisana, è stato eletto sindaco del comune di La Tisana con il 65,8% delle preferenze. Il vice sindaco uscente Angelo Valvason si è fermato al 27,3%, mentre Gianluca Galasso al 6,97%. Sentiamo il neosindaco. Noi abbiamo rappresentato in questo mese di campagna elettorale una volontà che è quella di metterci al servizio, lo dico, lo confermo in questo momento. Noi puntiamo a servire al meglio delle nostre possibilità i cittadini latisanesi, la politica in una città importante, perché La Tisana in provincia di Udine è la quarta città, dopo Udine, Codroipo, Tavagnaco c'è La Tisana. La Tisana è da sempre definito un laboratorio politico, perché qui alla Tisana c'è una grande partecipazione e c'è uno sforzo comune di ricerca continua di quelle che sono le migliori soluzioni per rappresentare una comunità. Noi a viso aperto ci siamo sempre confrontati, le forze politiche hanno sempre dichiarato appartenenze, progetti, strategie. Nella chiarezza c'è anche il distinguo, c'è anche l'affermazione di alcuni principi e l'elaborazione di alcuni progetti. Noi sono circa 4 anni che lavoriamo su questa alternativa che abbiamo proposto ai cittadini. A San Giorgio di Nogaro, Piero del Frate, già primo cittadino per 3 mandati, torna alla guida del comune. Il centrodestra si è presentato spaccato con 2 diversi candidati, Massimo Vocchini, vice sindaco uscente, e Roberta Sartori, assessore a cui il sindaco dimissionario Mattiussi aveva ritirato le deleghe. Del Frate ha ottenuto il 45,48% dei voti. Un'ulteriore dimostrazione che se si va divisi si perde, ed è così è avvenuto nel 2018 per noi, per quell'area del centro-sinistra. Io credo che i cittadini in un certo senso abbiano premiato questo indirizzo, ma non solo, anche i nostri programmi, le idee, i ricordi del passato, perché 15 anni di amministrazione abbiamo realizzato moltissime opere. Ecco, io so che l'impegno è piuttosto gravoso
bisognerà che la squadra si impegni fin da subito e io mi auguro di essere, come dire, di corrispondere alle aspettative dei cittadini. A Palmanova prevale la continuità dell'amministrazione Martinez. È stato eletto sindaco con il 62,13% delle preferenze Giuseppe Tellini, assessore uscente alla sanità. Ha battuto lo sfidante Antonio Di Piazza, consigliere comunale uscente, che ha ottenuto il 37,87% dei voti validi. Vediamo. Prima di tutto devo ringraziare tutta quella gente che c'è qui, che è venuta a darmi calore e questo mi rincuora molto. Devo ringraziare tutti i cittadini che hanno avuto fiducia in me e che spero di ricambiare con un buon lavoro da sindaco. Poi ringrazio tutti i candidati delle mie liste che si sono profusi in impegno continuamente per parecchi giorni e hanno portato a casa un risultato molto importante. Sicuramente continueremo a valorizzare la città dal punto di vista turistico. Per quanto riguarda il problema ospedale, devo dire che i cittadini di Palmanova devono ricordare due video, uno in cui appariva Salvini e Fedriga con la maglia verde con su scritto La Tisana a favore della non chiusura del punto lanci della Tisana, e soprattutto il video di Fedriga che snocciolava come una giaculatoria i servizi che sarebbero stati affidati a Palmanova, di cui adesso non vediamo assolutamente niente. Il sindaco uscente Dario Raugna non ce la fa a grado. Il candidato del centro-sinistra si ferma al 37,72% delle preferenze. Alla meglio Claudio Kovac del centrodestra, eletto primo cittadino con il 54,62% dei voti. Maurizio Del Bello ottiene il 7,66% delle preferenze. Vediamo. Indubbiamente la cosa mi fa estremamente piacere, non soltanto a titolo personale, ma soprattutto per tutta la coalizione di centrodestra che io rappresento. Noi della coalizione abbiamo cominciato a lavorare circa un anno fa, proprio durante finita l'estate, abbiamo lavorato insieme, abbiamo cercato di creare questa nuova forza politica, perché la novità che io rappresento è proprio questa, l'unità del centrodestra, che a grado non c'è mai stata, e penso che questa sia stata, come dire, se posso usare questo linguaggio, la leva per scardinare la giunta che ha governato di centro-sinistra, di sinistra, che ha governato sino ad oggi. Il telegiornale finisce qui, adesso è tempo di approfondimenti con A voi la linea. A più tardi.